niente, questo è il posto che mi merito, per terra, così mi hanno lasciato per terra, mi hanno rubato il portafoglio in stazione, con tutto, ragazzi, c'erano soldi, carte, addirittura c'era l'anello, ecco, di quello mi dispiace perché c'era l'usario di mia nonna, c'era un punto luce orecchino, tutti i documenti, tutto rubato dentro la stazione a Milano. Stavo per perdere il treno, ma si attaccano al cazzo, perché tanto il punto luce ti sta malissimo, sto parlando con la sua complice donna, cordante oro, poi sai, oro bianco, oro giallo non vanno d'accordo. E per quanto riguarda invece me, ho fatto beneficenza e mi fa piacere e Dio comunque queste cose le vede, mi ripagherà di tutto. L'usario di nonna e tutte quelle cose che comunque hanno valore affettivo, quelle veramente mi è dispiaciuto, ma nonnina i soldi, le carte l'ho bloccate, quindi potete, non lo so, ci potete fare una carta, le pappe e cose dai denti, i soldi tutti in medicine li spenderete, quindi anche quelli è sempre con me, quindi nessuno mi potrà rubare questo. Detto ciò, state attenti a Milano, perché la cosa che hanno fatto con me è stata una cosa stupidissima che però viene spontaneo fare. Io avevo la borsa e avevo la valigia, la borsa io me la tengo sempre così, però è aperta da sopra, quindi mentre passavo uno ha cominciato a urlare vai, io che ho fatto? Mi sono girata perché non faccio mai cazzi miei e mentre mi giravo a guardare questo che continuava a urlare vai, Federico stava tornando indietro a imbruttirmi, che ho detto fermati perché perdiamo il treno, sta anche colpando che se lui fosse tornato, ma non è stato quello che urlava, è stata la compare che è passata, quella cordente giallo fluo che è passata mentre io mi giravo a guardare questo che urlava. E quindi niente, comunque vi auguro tutto il male, voglio che morite presto e sicuramente la malattia sta facendo il suo. Tutto questo è stato anche invano il mio tentativo di ritrovare il portafoglio con il mio metodo della scarpa slacciata, del nastro che ritrova le cose. Sono 3 ore che sto con la scarpa slacciata e sono solo inciampata alla stazione. Quindi volevo scusarmi con la ragazza dente oro, quel signore che urlava vai. In realtà ci hanno provato, ma lei c'aveva una valigia, cioè questo. È vero! Cioè io sono più ladra dei ladri, me lo sono... Detto ciò ragazzi ci rialziamo, adesso mi vado a sedere perché fino adesso sono stata... Allora silenzio, sai che te conoscono. Allora, calcolate che è successo questo ragazzi, praticamente ieri, oddio però mi sta cadendo tutta la roba dalla borsa, vedi che mi potevano rubare anche queste cose fondamentali per il mio make up. Allora ragazzi, però io sono troppo felice. Cioè vedete che funziona la cosa del fiocco. Che c'hai dentro la valigia. Non è vero, me l'hanno ritrovato. Ma che cazzo l'hai ritrovato? Dai, non farla finita, esaurita. Io vi giuro che la scena è stata troppo drammatica. Io che urlavo e piangevo per tutta la stazione, ho fermato tutti, la polizia. Questo che mi ha lasciato là così. Ma certo, ma io già lo sapevo tanto. Ah, tu lo sapevi? Certo. Ieri, quando dovevo entrare in studio, siccome delle volte ci dicono lasciate la borsa qua, io per non sapere leggere e scrivere mi sono appizzata il portafoglio, ma l'ho appizzato talmente bene. Non si ricordava manco lei. Tu sei solo invidioso perché il mio fiocco Ma ritrova... cazzo di fiocco! Sì, fiocchetto di neve, proprio quello, fa ritrovamenti, cioè questa è una cosa che non si poteva trovare. Eppure... Se lei nasconde la roba, scioglie il fiocco, la ritrova. Comunque eccolo qui. Ti immagini mo dalla finestra? D'accordo. Io posso andare a fare la spesa un deficiente. Smetti. Cioè, io ho 35 anni, non 40. Ok. Zitto.